Sappiamo che la Romea è una delle opere, forse l'opera più importante di cui necessita il nostro territorio e soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza. Insomma, i dati di questi giorni lo dimostrano. 3 morti in poco più di 10 giorni riaccendono i riflettori sulla sicurezza della strada statale Romea. L'ultimo incidente mortale nel territorio di Campagna Lupia ha portato a 3 il bilancio delle vittime, rilanciando il dibattito sulla necessità di interventi strutturali lungo una delle arterie più critiche del Veneto. A perdere la vita nell'ultimo schianto il motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, di 62 anni. Ancora in ospedale la passeggera che era con lui. 2 giorni prima, sabato 4 luglio, era morto il 34enne Andrea Favaro, residente a Mira, anche lui in sella a una moto lungo il tratto padovano della statale. Il 26 giugno, sempre a Campagna Lupia, un altro incidente era costato la vita a un camionista veronese. Di fronte a questa sequenza di tragedie interviene così il presidente della regione Alberto Stefani. Sia sulla 308, su cui abbiamo approvato la destinazione di fondi per il progetto di raddoppio a Stralci, tra l'altro sarà pronto entro le prossime settimane. Anche sulla Romea ci sono delle interlocuzioni in corso. A gennaio ero stato al Ministero e poi ad ANAS per quanto riguarda il rettilineo e poi l'eventuale variante di Chioggia. Poi ovviamente, una volta conclusa la fase di progettazione, c'è la fase di finanziamento e di cantierizzazione. Secondo quanto comunicato dal presidente ANAS, ha concluso la redazione del DOCFAP, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che riguarda il raddoppio del rettilineo tra Codevigo e Lughetto e le varianti di Chioggia, Rosolina e Portoviro. I tempi per la realizzazione tuttavia restano lunghi. A settembre prenderà il via il dibattito pubblico, durante il quale il documento sarà illustrato e discusso con amministrazioni locali, cittadini e categorie economiche. Al termine del confronto sarà individuata la soluzione progettuale da sviluppare, passaggio necessario per proseguire con la progettazione definitiva e le successive fasi che porteranno alla realizzazione degli interventi.